Grazie. Oniricon in questo viaggio, così come hai detto tu giustamente prima Giulio, ipnotico, e anche un album in qualche modo tematico di una particolarità, insomma di un luogo anche particolare di questa nostra città che stai descrivendo prima, musica per monorotaia, proprio perché c'era questa monorotaia a Torino a Italia 61. Sì. Tra l'altro c'era anche a Italia 61 il Palazzo Avela, adesso non vorrei... Sì, c'era il Palazzo Avela, c'è ancora il Palazzo Avela, in realtà però è stato, come dire, secondo me, come dire, un po' bistrattato. Sì, più che altro è stato rimaneggiato perché hanno tolto tutte le vetrate originali e c'è... certo, come se avessero a un certo punto rifatto la cupola, sì. La mole, la chiamano mole. Infatti c'è anche a fianco, erano tre fondamentalmente le parti più importanti: il Palazzo Avela, il Palazzo del Lavoro di Pierluigi Nervi. C'è anche una canzone, l'ultimo pezzo del disco appunto si chiama Nervi. Questo è un disco per ingegneri, praticamente. È un disco per ingegneri, sì, per architetti. Per architetti, ingegneri. E poi ovviamente la monorotaia, gli unici resti che ci sono soltanto i piloni e un pezzo di appunto della monorotaia che passa sul laghetto artificiale, quindi c'erano anche altre cose, c'era l'Ovo Via, c'è un altro pezzo che si chiama Ovo infatti, ed era l'Ovo Via, anche quello non c'è più e passava praticamente vicino sulle collinette, era una specie di funivia fatta proprio a uovo. A uovo. Cioè, del resto. Quindi tu hai cercato poi i progetti originali, sei andato a documentarti. Sono andato a documentarmi, sì, ho fatto proprio un lavoro di ricerca e ogni pezzo infatti è un concept, infatti va ascoltato dalla prima all'ultima, questa sera sto facendo una sorta di... Sì, uno shuffle, dai. Shuffle. È un'operina unica, un random. decisamente. Però questa è veramente un'opera che a questo punto varrebbe la pena di mettersi le cuffiette e andare poi Italia 61, te l'ascolti nello scenario, sì, cioè, dove sì. te lo sei. In realtà ci sono anche i videoclip, il primo singolo è un videoclip che ovviamente ho girato io, ho fatto io, sono andato proprio sui resti della monorotaia e l'ho girato, quindi vediamo se stasera riusciamo a fare come ultimo pezzo il singolo.
Il prossimo questo si chiama Station, il Sì. prossimo si chiama Pan Am. Ovviamente non c'entra niente con la monorotaia, però Pan Am è anche all'epoca era insomma il trasporto aereo più importante. Tutti i giapponesi che arrivavano a vedere questa monorotaia arrivavano proprio con i voli Pan Am. Vedi che il collegamento c'è, non Collegamento è che lo puoi c'è. beccare. Se arrivavano con i Esattamente. Ho capito. Quindi diciamo è per dei Sfuggente, giapponesi. ma c'è. Questa è una canzone in qualche modo, un brano visto ascoltato diciamo con le orecchie di un giapponese, in qualche modo. Bisogna calarsi Sì, un po' in questa visione un po' orientale. Ascoltiamolo tutti quanti con le orecchie da giapponesi. Va bene. Benissimo, quindi con le orecchie a mandorla ascoltiamo questo Panam qui Oniricon al Salotto di Mao. Ah, Thank
Grazie. Oniricon, questa era Panam, dico bene, Panam, quindi questo brano in qualche modo strizzava l'occhio ai giapponesi. Ecco, io ascoltando questa performance mi vengono chiaramente in mente i Kraftwerk, non so se sei... Diciamo che il disco alla fine ha influenzato praticamente... Ti è arrivata una chiamata, ricordi? È arrivata una chiamata. È influenzato, sono partiti gli strumenti. Sì. È influenzato comunque da questo tipo di, insomma, classico synth rock, synth pop di fine anni 70, anche perché è stato tutto costruito con sintetizzatori analogici. Sì. Questo disco, quindi i famosi Yamaha CS5, poi c'è il Korg MS20, l'ARP 2006 che ho usato per fare un pezzo. Insomma, l'ARP 2006 è un armadio praticamente. Un armadione che già solo tenere funzionante. Ci sono anche comunque dei sintetizzatori digitali, però la maggior parte sono tutti sintetizzatori storici, sono tutte delle macchine abbastanza anche complicate da maneggiare, perché se ti si sballa un filtro, no, e ti si sballa tutto. Tutta quanta, no, è tutto chiaro, la vecchia l'elettronica vintage è delicatissima. Sì. Senti, mi diceva Giulio che però tu ami anche scrivere dei sonetti, poi anche se in questi brani qui non canti, non ci sono insomma, molte liriche, ecco. Sì, dunque questo è un progettino che io di solito, le poesie che scrivo sono delle cose un po' che si possono solo accompagnare che poi sono a me piace chiamare poesie elettroniche, ma semplicemente perché si accompagnano con la musica che faccio. Quindi con Giulia abbiamo messo in piedi questo progettino anche molto interessante che si chiama Camion, sì. Appunto prodotto da Toast Records, dove ci sono vari poeti storici del circuito piemontesano, italiano, insomma piemontesano. E io sono uno di questi che si è performato. Abbiamo registrato 2 pezzi dove ci sono appunto queste 2 mie poesie elettroniche, però poesia elettronica, mi perché piace hanno un immaginario così tecnologico, perché anche nel modo di scriverle sono delle cose che comunque ricordano un po' la Beat Generation, in quel periodo lì, che secondo me si sposavano molto bene, soprattutto il cut-up di William Burroughs. Certo. Cut-up si sposa molto bene, secondo questa me. Tecnica che consiste, diciamo, in mescolare le parole come fossero, diciamo. Si ritagliano delle parole, si rimescolano e dopodiché si buttano così a cazzo. Sì, un po' una specie di roulette. Comunque, una roulette che a te piace tanto, Giulio. Il giovanotto è multiforme, diciamo. Multimediale, come mi definisce Giulio, multimediale. Mi piace questa parola, multimediale. Multimediale. Ed è abbastanza unico sul panorama italiano, guarda, io lo sai che tu lo conosci bene il panorama, seguo attentamente la questione da sempre, e ti dico che il buon Luca Giglio sta spocciando. È già spocciato, si deve solo evidenziare meglio. E questa sera, in questa versione così un po' monorotaia, perché questo è il progetto che ci sta presentando stasera, siamo passati, diciamo, da raccontare la visione dei cinesi di questa monorotaia a giapponesi. Scusami, io giapponesi, cerco di andare subito, sai che sono Mao. Ma è giapponesia. Appunto, è giusto, lapsus. Adesso non dici un lapsus qui. Scusami sul mio nome. Dicevi, scusa Luca. Dimmi. No, dico sì, giapponese. Il prossimo pezzo infatti si chiama Elevator, ed è un pezzo in cui c'è un po' di bossa nova, sempre elettronica. Ai giapponesi piace molto la bossa nova, non so, il Pizzicato 5, non so se riconoscete, ma hanno buttato dentro solo bossa nova nei loro pezzi, quindi era il periodo però dell'acid jazz, era il periodo, insomma, che andavano anche queste sonorità. Adesso forse era un bel periodo, insomma, era un bel periodo degli anni 90. La musica giapponese era fantastica, soprattutto con l'elettronica. I Pizzicato Fai, insomma, era uno dei più grandi gruppi, adesso si sono sciolti, di pop elettronico, synth pop, facevano un po' tutto, bossa nova, c'era un po' di tutto, un calderone. Sai come sono i giapponesi, poi quando si mettono sono veramente sono pazzeschi. Quindi questo è un pezzo ispirato, diciamo, al Pizzicato 5. No, questo non è un pezzo ispirato, però insomma è una cosa che va un po' a spezzare, perché il disco ha proprio un'impronta abbastanza così elettropop, ma anche industrial in alcuni punti. Adesso ci sono pezzi che non farò perché servono altre macchine, però insomma per smorzare un pochettino c'è questa che va un po' più larga, va bene. Faccelo sentire. Questo dai. Elevator, qui abbiamo Oniricon in Piazza Vittorio al Salotto di Mao.
Grazie. Oniricon, questa era la sua bossa nova, particolarissima bossa nova. Una doccia elettronica. Hai detto bene, una electric shower, allora se posso, un Yeah. electric shower che ci sta così consegnando questa sera Oniricon. Allora, diciamo, vedi che lui ogni tanto gli parte la suoneria, è richiestissimo, sarà qualche gruppo vuole fargli fare un video o cose del genere, no, abbiamo scherzato. Senti, Che speriamo, smorfia, speriamo di rivederlo, di rivederti magari anche negli altri contesti, perché ho capito che è un artista Sarebbe eclettico, opportuno, quindi sarebbe speriamo opportuno. di riospitarti Ma prestissimo sì, qui guarda, Mao, al io salotto. verrei volentieri a fare Celentano. Questo esatto, questo lo dobbiamo fare Ma insieme. no, è che io stasera devo fare una cover con Mao e me l'avevo anche preparata, tra l'altro, ho fatto anche la programmazione elettronica, volevo fare L'uomo perfetto, è un Sì. pezzo elettronico di John Louis, è fantastico, quindi appena puoi invitami. Lo proviamo, Lo facciamo una facciamo. serata, guarda, ci prendiamo questo impegno, facciamo una serata proprio un salotto speciale Celentano dove ci rimettiamo a fare un po' di cose su Celentano. Allora adesso senti Onirico, con che brano ci salutiamo, con che atmosfera ci dà? Vedi, parla e gli parte Concludiamo. anche, ormai è diventato Mi è già un uomo partono- macchina lui. Mi partono gli strumenti. Guarda che bellissima sta cosa qua, Allora, altro che richiamo vocale. Io direi di salutarci con il singolo che Ottimo. è uscito l'anno scorso. Si chiama Monorail 61, che è perfetto. Monorail, appunto, monorotaia 61, 61. Anche perché vi dico su quest'ultima perla così di storia. La monorotaia è stata attivata dal 61 al 63, poi l'hanno chiusa, Sì. l'hanno riaperta solo nell'estate del 65 e poi l'hanno buttata nel dimenticatoio. Quindi Chissà perché. non si sa il motivo. Poi l'hanno bruciata nell'80 l'hanno nel proprio capannone. bruciata. E hanno distrutto tutto e l'hanno completamente smantellata. Quindi adesso ci ascoltiamo Monorail 61 quando era proprio nel periodo massimo di fulgore. Quando sembrava che stessero facendo monorotaie in tutta Torino, magari in tutto il Piemonte. Così non è stato, però questo sogno spezzato adesso Sì, io vi viene. consiglio, andate a vedere, cioè informati, perché comunque è stato il più grande trasporto ferroviario insomma costruito in quel periodo lì, insomma, quando ancora veramente cioè, potevamo proprio spacciarcela, sì, sì, vantarci spacciare. per avere veramente un lo so. un tipo di trasporto all'avanguardia, cioè, Viene un eravamo po' gli di unici. malinconia, poi ci abbiamo avuto le Olimpiadi, diciamo, dopo di poi abbiamo Ci siamo rovinati per Eh, sempre. vabbè, adesso godiamoci queste nostre malinconie, questi nostri ricordi, in particolare questa Monorail 61 ad opera di Oniricon qui al Salotto.